a me sembra che in questo momento è prematuro parlare di qualsiasi cosa. Intanto c'è un sindaco in carica, dopodiché dimissioni o non dimissioni dipende da una scelta personale. Conosco la serietà della Procura di Venezia, del procuratore Cherchi, dei pubblici ministeri che ci stanno lavorando, Baccaglini e Terzo. È altrettanto vero che io auspico che ci sia molta velocità nel trattare questo tema nell'interesse di tutte le parti coinvolte, perché comunque quando sono in mezzo amministratori eletti del popolo è giusto che la chiarezza arrivi velocemente. Ripeto, nell'interesse di tutti, in particolar modo dei cittadini. Il referendum è un istituto democratico, dopodiché noi affrontiamo tutto con serenità, con il sorriso, visto e considerato che stiamo parlando della Costituzione, non stiamo parlando di un atto sovversivo, ed è bene invece che si comunichi correttamente ai cittadini, perché sento dei racconti e delle narrazioni che sono veramente vergognose, perché comunque questo è un grande progetto di decentramento amministrativo, questo è. Il vero Stacca Italia sarà rappresentato dal referendum, il referendum porterà l'Italia, semmai si andrà al referendum, in una maniera e ne uscirà un'altra Italia, un'Italia sicuramente spaccata tra guelfi e ghibellini, tra chi voleva la propria autonomia e non l'ha ottenuta, o chi voleva l'autonomia l'ha portata a casa, e chi votava contro e non voleva dare l'autonomia a qualcun altro. Diciamo che la tua libertà finisce dove inizia la mia, questo dovrebbe essere il principio in un contesto democratico. Qui vedo che qualcuno si batte perché qualcun altro non possa avere la propria libertà di governare i territori, perché poi di questo si tratta.